È una vita che dipingo, faccio attività artistiche, disegno, pittura e altro, insomma. Allora ho deciso di fare una retrospettiva antologica di tutti i miei lavori, tutte le mie opere più significative, quelle che ho ancora a casa, che vanno dal 77-78, 1977-1978, fino al 2022. Ho fatto una panoramica di tutti i miei lavori. Ci sono disegni, ci sono dipinti ad olio, ci sono acquarelli, ci sono tempere di vari periodi e di varie ispirazioni. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. E questo è uno dei primi che ho fatto. Ho partecipato anche a dei concorsi, un concorso nazionale sono stato segnalato ancora nel 78, con questa che si chiama Il gioco della vita. Infatti qui ci sono ancora 10.000 lire fuori corso. E poi da questa parte abbiamo anche altre opere, sempre 78, 79. Non ho fatto scuola d'arte, mi sono diplomato perito metalmeccanico, quindi dentro i miei disegni, dentro i miei quadri c'è sempre qualcosa di tecnico. Infatti si vede, questo qua è un trittico, si chiama Momento meccanico. Il Kennedy per me è stato fondamentale, nel senso sia per la mia vita professionale sia per la mia attività artistica, perché ho imparato la disciplina, il disegno tecnico, la precisione e tutto il resto, e l'ho inserito nell'attività artistica, quindi queste due cose si fondono. Infatti anche su questi disegni, questo è un trittico, si vede proprio la mano del tecnico, insomma, il rapidograph e quanto altro. Poi significativa è questa mia, diciamo, natura morta. Di solito i pittori fanno natura morta di oggetti, fiori, frutta. E io ho fatto una natura morta meccanica. Diciamo che fondo queste due cose, però il disegno tecnico mi ha servito molto, diciamo l'ho usato molto, lo continuo anche adesso a usare. Nei miei disegni, nei miei dipinti ci sono sempre, spuntano sempre elementi meccanici, viti, bulloni. Il mio percorso artistico si svolge nell'ambito figurativo, in un sistema che ho definito binario, tra realtà, fantasia, simbolismo e metafisica. Nelle mie opere si alternano oggetti, atmosfere
e paesaggi reali, spesso eseguiti sul posto, a soggetti surreali, simbolici e metafisici. Il sistema binario passa da una condizione all'altra e ogni tanto avviene una fusione. Il sistema binario è inteso in maniera bipolare. Come funziona la memoria del computer? 1, 0. Acceso, spento. Colore nero. Luce, tenebre. O come il cervello umano diviso nei due emisferi, molto diversi tra loro. Nella parte destra ha sede la capacità di disegnare, l'immaginazione, la creatività. Lavora in modo rapido, complesso, spaziale. Percepisce il tutto, il cosiddetto Gestalt. Nella parte sinistra tende a prevalere il lato razionale. Lavora in modo logico e analitico. Tende a prevalere sul lato destro. Spesso questi due emisferi sono in contrasto tra loro e anche la mia attività artistica vive questi contrasti. Per il resto non amo vincoli, etichette, generi, classificazioni, appartenenze. E se nella vita reale bisogna scendere a compromessi, se la parola libertà può essere un'utopia, nella parte artistica, non essendoci il bisogno materiale, si può volare come fanno spesso gli uccelli nei miei dipinti. L'arte per me è un luogo dove rifugiarmi per cercare di materializzare i miei sogni e non sempre sono piacevoli. Qui ho lavorato sul segno, ho fatto questo volto, questa figura con flusso di linee fine che si alternano e creano queste figure. Amo dipingere e disegnare anche sul posto, paesaggi soprattutto. Ecco, questo per esempio è un extempore fatta a Valvasone, è presa lì dall'edicola, si vede San Pietro, è fatto sul posto, tecnica con pantoni tipo pennarelli, pantone. Poi ho fatto anche degli acquerelli. Ne ho fatti tanti sul posto col cavalletto, così improvvisando, e mi piace anche disegnare e dipingere non solo paesaggi ma anche paesaggi immaginari, entrare nella metafisica. Ecco, quello lì si intitola Il risveglio. È un quadro un po' metafisico, un po' strano. Rappresenta il momento quando uno passa dai sogni alla realtà, tipo alla mattina, all'alba, quando ti resta ancora un frammento del sogno precedente e torni a entrare nella realtà presente.
mia versione della Gioconda, è un po' discutibile, comunque io la vedo, l'ho vista così quando l'ho fatta. E queste figure mitiche che prendono ispirazione da varie parti, un condensato di futuro, di fantascienza. Qui è un periodo che facevo studi su delle meridiane, infatti ne ho anche costruita qualcuna. Ho rifatto la parte pittorica perché il tracciato era già, però era tutto scolorito sul Campanile di San Martino. Questi sono paesaggi che sono di San Martino e sono un po' fuori dal tempo e dello spazio, immersi in torri misteriose, fusi con un'altra dimensione. Un po' metafisico, un po' surreale, insomma. Come che ci sia il presagio che ci siano delle altre dimensioni, che probabilmente forse ci sono, forse no, chi lo sa, però possono esserci. Ecco un esempio di sistema binario. Questo per esempio è uno studio, un affresco di Cividale, il Ponte del Diavolo, però è un affresco, insomma, è un paesaggio reale. Qua c'è lo stesso un paesaggio di Cividale, l'ho eseguito durante un extempore. Questo si chiama Risveglio di primavera a Cividale, è tutta un'altra cosa, ci sono delle formiche, sembra che sia fusa in due dimensioni. Cividale potrebbe essere quella reale e quella con le torri, potrebbe essere la stessa cosa. Quindi questo, il mio sistema binario passa da uno stile all'altro. Sono delle teste con dei paesaggi dentro. Questo è un paesaggio di Valgasone e questo è un paesaggio di San Martino.